Un tempo, quando le persone avevano poco, da quel poco facevano tanto e niente serviva per una cosa sola. Così nella barberia Calzolaro niente si faceva per una cosa sola. Salassi, cataplasmi, aggiustamenti d'ossa, punti, estrazioni dentarie, piccoli interventi, affascino, malocchio, pedicure, manicure, riunioni politiche, assemblee, comizi clandestini, presepi, cartapesta, filatura corde, barba, capelli e baffi, chitarra, mandolino, fisarmonica e violine, serenate, quadriglie, Offenbach, Puccini e mazurche. Scuola, dopo scuola e bottega, lì si faceva tutto, era il centro del paese e se non avevi niente da fare potevi startene tranquillo sul marciapiede, fuori dal locale. E tra una solo di chitarra e uno di mandolino potevi ascoltare le lame indiavolate di una forbice suonare. Giuseppe Semeraro, di che cosa parla lo spettacolo che lei ha introdotto con queste parole? Lo spettacolo racconta una storia bellissima, ambientata diciamo tra la fine dell'Ottocento e per tutto il corso del Novecento, di una barberia, di una sala da barba, dove si suonava, e non solo si suonava, si insegnava la musica, si facevano le prove, era un luogo di convivialità legato appunto alla musica. Questa barberia, Barberia Calzolaro, era diciamo guidata, diretta da Vincenzo Calzolaro, che aveva ereditato la barberia e la tradizione musicale da suo padre Antonio. E adesso abbiamo qui con noi Antonio Calzolaro. In questa storia si incontrano tanti personaggi della famiglia Calzolaro, innanzitutto il padre Vincenzo, ma poi anche il fratello Francesco, e poi i figli, e c'è anche una presenza femminile abbastanza importante, no? Sì, è una presenza molto importante, Ermelinda Calzolaro, sorella di Antonio, che fu, diciamo, come dire, introdotta alla musica da suo padre, fu il suo primo insegnante di musica e poi Ermelinda Calzolaro ha avuto una carriera incredibile, è stata allieva di Segovia, è stata una delle più grandi concertiste di chitarra a livello internazionale e poi grazie anche all'interessamento di Nino Rota è stata titolare della prima cattedra di chitarra classica al Conservatorio di Bari, quindi una storia veramente incredibile. Questa barberia di Alessano, la barberia Calzolaro, è la più famosa probabilmente o la più longeva di una realtà diffusa sul territorio forse dell'intero meridione, ma comunque in Salento molto presente. E quindi raccontare questa storia significa ricostruire pezzi di vita, brandelli di vita vissuta, di società. Qui in questa storia si interseca quella di un grande protagonista della musica italiana che, ce lo dice lei, che succede? Nella realtà è accaduto che praticamente in un periodo non molto lungo, però significativo, Domenico Modugno ha vissuto ad Alessano da suo zio, maresciallo dei Carabinieri. E in questo periodo è stato uno dei frequentatori, insieme anche ad altri ragazzi del paese, della barberia, dove andavano a imparare alcuni strumenti. Non solo possiamo immaginare imparare lo strumento in maniera classica, ma anche a vivere quelle atmosfere, quelle sonorità, quella cultura, la cultura di quegli anni, degli anni a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Domenico Modugno era ancora un ragazzino e aveva da poco iniziato a suonare qualche strumento, almeno da quello che ci ha tramandato Maurizio Torsello, un personaggio importante di Alessano.
Dario Muci, Barba, capelli e ballabili è il titolo del disco, dello spettacolo, ma dietro questa iniziativa artistica, questo gesto artistico, c'è un grande lavoro, un grande interesse, una grande passione che porta il nome di Dario Muci. Ecco, ci spiega un poco come è arrivato a questa storia, perché la vuole raccontare a tutti i costi, perché la vuole conservare. Beh, iniziamo diciamo anche, cioè quasi 15 anni fa, andai per la prima volta a sentire Antonio Calzolaro, che era il nuovo mandolinista del Uccio Aloisi Gruppo, e sentì per la prima volta un mandolino suonare in una maniera straordinaria. Mi innamorai da subito del suo tocco e andai ad intervistarlo in casa, ad Alessano, e lì mi fece scoprire questo mondo che già un po' conoscevo, quello della barberia, cioè della musica delle sale da barba. Da lì sono uscite diverse pubblicazioni e infine quest'ultimo, Barba, capelli e ballabili. Antonio Calzolaro, che significa per lei tenere tra le mani e suonare un mandolino? La riporta, la mette pienamente dentro una scia familiare di decenni, e quindi immagino di ricordi, di incontri, di belle storie, forse anche malinconiche storie, non so, ecco, lei è l'erede un po' di questa tradizione. Come ci si sta dentro a questa tradizione? Sì, innanzitutto mi ricorda il periodo in cui ho incominciato a suonare. Ero piccolo, avevo 6 anni, e mio padre mi portava agli ultimi eventi che accadevano in paese legati a questo tipo di musica, per esempio alle ultime serenate, alle ultime feste fatte in casa, a quelle serate fatte nelle ville aristocratiche. E quindi ho vissuto, anche se per poco tempo, 2 anni, non di più, dal 52 diciamo al 54, così, ho vissuto un mondo musicale che poi è svanito, perché si era in epoca moderna, le serenate andarono fuori moda, e i ritmi, non più i valzer, polke, mazurche, non reggevano più. Il rock vi ha ucciso. C'era il boogie woogie dall'America, dal Sud America c'erano mambo, rumba, samba, bayon, calypso, era un ritmo al giorno. E poi soprattutto i dischi, perché si ballava con i dischi e uno girava il disco e ballava quante volte voleva, no? Lei, diciamo, ha abbracciato in modo naturale questa tradizione di famiglia, o suo padre l'ha dovuta, diciamo, un po' pungolare, era quasi un dovere di continuare la tradizione? Beh, mio padre, sì, mio padre era un po' duro, pretendeva, però quando suonavamo insieme, io e mio padre, e anche con mia sorella, erano un po' rare le volte, però suonavamo, era un piacere immenso, veramente immenso. E poi non mancavano le occasioni per suonare insieme, che so, nei periodi di carnevale o in altre situazioni. Ci racconta la storia di quel preziosissimo quaderno rosso che suo padre affidò a suo zio, che partiva per la guerra, quindi insomma andava in una situazione così drammatica. Che cosa c'era? Era lo scrigno delle note più preziose, delle cose più belle che poteva consegnare, no? A suo fratello, credo. Sì, nella prima pagina del libro c'è la dedica, che ti ricordi sempre tuo fratello e che ti sia come educazione dell'anno. Questo scrisse mio padre e gli regalò quanto di più prezioso avesse, perché ci vollero anni per scrivere quelle cose, a trascrivere con l'inchiostro, con la penna, centinaia sono di brani, ed era solo quello che poteva offrire al fratello. Senta, dei brani che fanno parte di questo album, ce n'è qualcuno che lei per qualche motivo, Sì. che ci può anche dire eventualmente,
sente più così, più profondo Sì, certamente. Sì? Sì, Ce lo può Certo. eseguire e ci dice certo, anche puoi perché? fare tu. Si tratta di un valzer, uno dei ballabili che mio padre suonava pure di più perché piaceva, sapeva che piaceva di più.